La fase di riscaldamento sia quasi terminata e che tra poco sia tutto pronto per iniziare questa semifinale. Ricordiamo anche che in questo tipo di eventi deve essere sempre un ufficiale di gara, quindi come giudice arbitro qui questo pomeriggio c'è Chiara Cusin di Pordenone. È tutto pronto per l'inizio del match. E c'è il primo errore del match che dà il primo 15 a Chiara Dia Volpin. Errore finisce a rete, la risposta di dritto di Zorzin, che è alla battuta. La rete aiuta Jedana, è un 15 pari. Sempre Zorzin alla battuta. E finisce a vetro la risposta di Volpin. 30-15. Tengono bene la rete, Jedana, Zorzin, c'è l'errore di Chiara Dia, 40-15, questo primo set della prima semifinale, si gioca al campo 1 del DK del Center. Aiutato dalla rete, Volpin porta a casa il punto, 40-30. Errore sulla prima di servizio di Zorzin. Buona la seconda. Vanno bene la rete, va a punto. 40 pari. Volpin con un bel dritto mette in difficoltà Jedana nell'angolo di destra. Pari. Errore sulla prima di servizio di Zorzin. La seconda. Smash di Jedana che con un per 3 trova il vantaggio. È un errore di Chiara Dia, finisce a vetro la risposta di dritto, è il primo game di questa prima semifinale dell'Open DK. Se lo aggiudicano Jedana Zorzin, vedete sulla destra Jedana, sinistra Zorzin. E c'è un errore di Chiara Dia, calibra male la risposta. Finisce a rete, 0-15, al servizio Volpin. Ci prova Zorzin, ma la rete si frappone. È un 15 pari. Con la vibora Volpin, ma finisce a rete. Sicuramente c'è una tensione alla battuta tesa che ha portato al punto. Pari, c'è l'errore a rete, la risposta di dritto di Jedana. 40-30. E il per 3, bel punto di Volpin
che chiude questo secondo game, 1 pari. Vi ricordo che siamo in diretta su Padelbase TV, canale dedicato interamente al padel, canale giovane, nato da poco, dalla testa di Andrea Scodro. Bello questo punto che trova impreparati Jedana e Zorzin. Si gioca sul lungolinea, riesce a tenere una bella palla, Zorzin la mette giù bene, Volpin tagliata al punto giusto, smorzata al punto giusto. Bel match fino adesso, a parte qualche errore che forse è dovuto alla tensione dei giocatori, ma ci sta, in fondo quando si arriva in semifinale un po' l'adrenalina sale, la concentrazione anche, ma alle volte il braccio non riesce a gestire tutte queste emozioni nel modo corretto, no? Volpin la alza bene, un bel lob che finisce nell'angolo di destra, uscita di parete. Un bel lob anche questo, abbastanza ostico. Bel colpo di Chiara Dia, trova l'angolo giusto. Complimenti, bel colpo. 15:40 e la rete di nuovo gioca un brutto scherzo, si chiude questo terzo game, siamo sul 2-1 per Chiara Dia Volpin, caldo, siamo nel quarto game. La risposta di rovescio di Volpin finisce a vetro. Al servizio Riccardo Chiaradia, 29 anni di Pordenone. E finisce a vetro anche la risposta di Jedana, mal calibrata. Errore di posizione di Zorzin. La battuta non era difficilissima, ma il posizionamento di Zorzin non era dei migliori e quindi anche qui la risposta finisce a vetro. Siamo sul 3-1, quindi conducono Chiara Dia Volpin, alla battuta Zorzin. Tengono bene la rete, controparete, bello smash ma viene facilmente recuperato e arriva il per 3 di Chiara Dia che chiude il punto, bel punto messo a segno dalla coppia Chiara Dia Volpin. Un bel livello di padel oggi pomeriggio. La palla viaggia bene a filo rete, quindi si gioca veramente su pochi centimetri e alle volte le risposte finiscono a rete, ma bisogna tentare, bisogna anche cercare di forzare un pochino. 15 pari. Ci prova con lo smash Jedana, ma finisce a rete la risposta. A servizio ancora Zorzin.
cercano di tenere il gioco al centro, aprono di nuovo sulla destra, è un lob facile, questa palla ha messo in difficoltà un po' Chiaradia e quindi non è riuscito a rispondere di rovescio. Siamo 30 pari. E niente, oggi pomeriggio qualche forzatura che finisce a rete. Forse anche qui un piccolo errore di posizionamento, la risposta finisce sulla griglia. Siamo 40 pari. Ricordiamo che il DK Padel Center è un bel punto di Jedana, smasha la palla e va a prendersi il vantaggio. Dicevamo il DK Padel Club, anzi DK Padel Center, mi correggono dalla regia, è a Pordenone. Se volete venire a trovarci siamo in via Enrico da Fiume, impostate il navigatore e venite a trovarci qui, vi aspettiamo. Errore di Zorzin in questo secondo Open del 2025, montepremi 1.400 euro. E dobbiamo doverosamente ricordare gli sponsor. Ma siamo un po' concentrati sul gioco, li ricordiamo tra pochissimo gli sponsor. È uno scambio lungo, è intenso. Bravi ragazzi. Oh, è un rovescio molto bello quello di Riccardo Chiaradia. Gran bel colpo, davvero gran bel colpo, vantaggio Chiaradia Volpin. Cosa ha combinato Chiaradia? È comoda, vediamo un po'. C'è un bel mulinello di Jedana che regala vantaggio pari. Brutto errore di Volpin. Dicevamo gli sponsor di questo evento: Nucleon, San Marco Catering, Ebschmidt, macchine per pulizia stradale. 3 nomi importanti nel panorama locale e non. C'è un errore di Chiaradia. E ovviamente questo game viene vinto da Zorzin e Jedana. Zorzin, giocatore di sinistra, servizio Volpin. Mette in difficoltà con la battuta che trova impreparato Jedana del primo 15. Il tutto si sta svolgendo sotto gli occhi attenti dell'ufficiale di gara, Chiara Cusini. La vedete lì all'esterno del campo, braccia conserte, attentissima. Come un carabiniere praticamente. Dopo vedremo se riusciamo anche ad intervistarla e a sentire un po' che cosa ci vuole raccontare.
pari, questo è il punto del 40-30 per Jedana. Zorzin alza un lob, Jedana la offre un po' facile, uscita di parete che è molto bassa, difficile, rimane bassa anche una volta che ha colpito il vetro. Vantaggio Chiaradia Volpin, al servizio Volpin. Alessandro Volpin, 19 anni, Riccardo Chiaradia, 29 anni. Sono entrambi giocatori del DK del Center. Mamma mia, questo rovescio lungolinea, ci prova Volpin, ma colpo difficile, non sempre riesce pulito. Vantaggio Jedana, Zorzin che però sbaglia, vantaggio pari. Il direttore del torneo Sabina Da Ponte si aggira per i campi giustamente per verificare se tutto sta funzionando al meglio in questa manifestazione che per 3 giorni ha coinvolto un sacco di atleti. Solo per farvi capire, a questo evento hanno preso parte 30 coppie, che non sono per niente poche, anzi 30 coppie implicano un calendario complicato da gestire come orari e come tempistiche. E le ultime 4 coppie sono quelle che sono in campo adesso, nel campo 1, questa semifinale che stiamo seguendo, nel campo 2, la semifinale tra Samuele Barbera e Filippo Negro contro Matteo Greco e Jacopo Crini. Vedremo chi uscirà vincitore da queste 2 semifinali. Tra l'altro, per chi ci sta seguendo, la finale avrà inizio alle ore 16, minuto più, minuto meno. Quindi fate a tempo a mandare questo link ai vostri amici. Mentre nel frattempo, nel campo 2, Crini e Greco hanno vinto 6-1 il primo set, arriva l'aggiornamento in tempo reale. Organizzazione perfetta. La prova corta, ma riesce a recuperare Volpin e ci prova Zorzin, ma finisce a rete. Chiaradia Volpin 5, Jedana Zorzin 2, 5-2. Al servizio Chiaradia, giocatore decisamente alto, non altissimo ma abbastanza alto. Tiene bene la rete Volpin. Devo dire che il rovescio di Chiaradia si fa sentire, è molto tagliato, è molto pericoloso il colpo di Riccardo. Alza un lob Jedana. Volpin, uscita di parete che purtroppo finisce sul vetro. Ci ha provato a cercare l'angolo estremo, ma non ci è riuscito.
errore in prima di servizio di Chiaradia. La cosa divertente è che guardarli giocare ti farebbe dire ah sì, è facile, ma vi posso garantire che non lo è per niente. Smasha bene da quasi fondo campo Chiaradia, che colpo, bel colpo che non riesce a trovare una risposta e quindi si chiude questo primo set, se lo portano a casa Chiaradia Volpin 6-2. È iniziato il secondo set, noi ci siamo presi un attimo di pausa per bere un sorso d'acqua. Ricordo la parte tecnica, la regia di Andrea Scodro. Si è aperto bene lo spazio, però riesce a recuperare bene Volpin. Finisce a parete la risposta di Jedana. Hanno un ritmo in più Riccardo Chiaradia e Alessandro Volpin. Un po' in difficoltà invece Matteo Zorzin e Antonio Jedana. Un po' di errori non forzati da parte di Zorzin nel primo set hanno sicuramente influenzato il risultato, però c'è da dire che il ritmo di Chiaradia e Volpin è decisamente più alto in questo momento. Vediamo se riusciranno a recuperare Zorzin Jedana. Questo primo game un pallonetto di rovescio, Volpin poggia comoda e spara forte Chiaradia, trova dall'altra parte Matteo Zorzin, sicuramente non intenzionale, però un colpo che ovviamente segna il punto. 40-30 in questo momento. Tengono bene la rete comunque Jedana Zorzin. Sono lì, la presidiano la risposta di Chiaradia. Finisce a vetro e quindi il primo game di questo secondo set se lo aggiudicano Jedana Zorzin. La mia definizione di giocatore abbastanza alto per Chiaradia. Sarà 1,90 m ragazzi, quindi direi che alto a sufficienza. Forse non per me, io sono 1,85 m, posso dire che quasi lo guardo negli occhi. Quasi lo guardo negli occhi. Magari con la scarpa giusta possiamo fare un face to face aggressivo prima del match, ma dopo, durante il match, sicuramente farei una brutta figura. Torniamo ad essere seri. Secondo set, partito il secondo game. Spara Chiaradia. Sul 30-0, se non vado errando, e al servizio abbiamo Alessandro Volpin. 40-0, scusate, avevo perso un punto. Sono palle difficili queste, assolutamente difficili. È una volley tagliata che si infila nell'angolo in basso a destra, rimane lì bassa ed è veramente difficile, se non si è posizionati correttamente, andare a tirarla su. Come si dice in gergo, qui ci vorrebbe l'aspirapolvere, ma in questo caso non sarebbe neanche bastata forse. Poi dipende da che marca, no? Che di aspirapolveri ce ne sono tante.
Bellissimo il colpo e la volée di Jedana, intelligente, cinica mi sentirei di dire, o come direbbe un mio amico con intelligenza. E questo, oltre ad essere un gioco che permette, diciamo, una bella dinamica dal punto di vista biomeccanico, è un gioco anche che richiede dell'acume tattico, no? Come si suol dire. Quindi i colpi li devi studiare, i colpi li devi preparare, un po' come lo si prepara nel tennis, ma forse qui ancora di più, in un certo senso, con delle variabili impazzite, che sono la griglia, il vetro. Ed è comunque uno sport che si presta a farti arrabbiare facilmente. Invece vedete che è anche importante mantenere la lucidità. Ecco questo lob di Volpin che trova il liscio di Jedana e arriva il per 4 di Volpin che punisce severamente. È un 30 pari. Se volete commentarci live, ricordate che potete farlo, Padel Base TV è su YouTube. E potete andare a vedere, a rivedere i match con commento tecnico. E tra l'altro gli appuntamenti di Padel Base TV non finiscono qui perché ci sono in serbo altri eventi nelle prossime settimane. Quindi rimanete collegati. Il tentativo di controparete di Chiara Dia non va a buon fine. Siamo sul 40-30, Jedana Zorzin. L'errore, primo 15 per Chiara Dia. Volpin, la risposta di Jedana, probabilmente è influenzato anche dal leggero infortunio. Alza il lob Jedana e sbaglia però, 15 pari. Ci prova. Risposta Volpin. Vedete come lavora il rovescio Chiara Dia? Effettivamente è un colpo che non è semplice da contenere. Ha un taglio che tiene la palla molto bassa. Smasha forte Volpin, si va sul 30-15. Scusa, 30 pari, scusatemi. Alza un lob Jedana che però finisce a parete. Secondo me è un po' penalizzato. Il game lo portano a casa Chiara Dia Volpin. Smasha forte Jedana nell'angolo, ci riprova, prova lo smash ma finisce a rete. Primo 15 per Chiara Dia Volpin, siamo sul 2 pari nel secondo set. Vi ricordo amici che la finale avrà inizio alle ore 16, quindi avete tutto il tempo di avvisare gli amici, comunicare loro che c'è del bel padel da vedere su Padel Base TV, perché qui al Dica Padel Center sta svolgendo una delle due semifinali dell'Open con montepremi 1.400 euro, sponsorizzato Nucleon, San Marco Catering, Ashmit, evento che, come vi raccontavo prima, ha coinvolto 30 coppie. Tra l'altro, come vi dicevo, il percorso di queste due coppie è stato un lungo percorso iniziato venerdì.
intelligente tentativo di appoggiarsi alla rete di Jedana, è stato ben contenuto e la rete offre un regalo importante a Chiaradia, che segna il 0-40, quindi hanno 3 punti. Occasioni per andare a chiudere il game, ma non vendono la pelle facile. Jedana e Zorzin vanno a guadagnare il primo 15 del set. L'errore di Volpin permette di accorciare le distanze, è un 30-40. Prima di servizio che non va a segno, la seconda è buona, ovviamente più comoda, ma Ibora di Jedana contro parete, di nuovo questo rovescio tagliato che è fastidioso e spesso vincente. Zorzin Jedana batte Volpin. Controllano bene la rete Chiaradia e Volpin, uscita di parete e la confusione un pochino del chi va chi genera un errore che finisce a rete. Terminato 6-1 nel frattempo anche il secondo set. Quindi se tanto mi dà tanto, Crini Greco sarà la coppia, è la prima coppia che si qualifica per la finale delle 16, resta da capire chi tra queste due coppie che si stanno affrontando a viso aperto arriverà fino in fondo. Esce di parete bene Chiaradia, alza un po' la volley Jedana, è una palla comoda, vediamo come finisce bene, perché lo smash di Jedana non dà spazio a repliche. 15-30, l'avrete sentito live. È bella palla di Jedana. Ha trovato impreparato Chiaradia che ha risposto a rete. Nel frattempo il pubblico si è concentrato attorno al campo centrale. Bellissima l'uscita di Jedana e non lascia spazio però a repliche. Lo smash potente di Chiaradia dall'alto del suo 1,90 m. Adesso glielo chiederemo durante l'intervallo. Bella la risposta di Zorzin. Mette in moto l'aspirapolvere Jedana, alza bene Chiaradia, non si lascia tentare troppo, gioca a palle basse ma difficili. Bello smash di Zorzin che trova un punto vincente di cattiveria. La mette lì, come si suol dire. E siamo sul 3 pari, hanno acceso i motori. Anche Jedana Zorzin. Ma questa è cinica, ben pensata. Proprio preso in contropiede Volpin, la mette alla destra di Jedana che nel frattempo si era leggermente spostato al centro e quindi era impossibile praticamente recuperare quella palla. Al servizio Jedana. Cerca il punto cinico anche lui, ma finisce in griglia. Che detta così d'estate, finire in griglia. Ci sta anche, no? Vedo sorrisi attorno a me, quindi vuol dire che la gente si sta divertendo. Io mi sto divertendo. La domanda è: voi da casa vi state divertendo? Sicuramente sì.
40 pari. E forse un po' più equilibrato questo secondo set. Complimenti a Jedana, bellissimo punto, bravo, davvero. Ha portato a casa veramente un bel punto e anche il vantaggio. Esce fuori la prima di servizio di Jedana. Tra l'altro, come vi dicevo prima, Crini Greco hanno vinto la prima semifinale con 6-1, 6-2 il punteggio contro Barbera Negro. Questo cosa vuol dire? Con determinazione portano a casa il game, anche perché a tutti gli effetti questo è uno sport che richiede un movimento continuo, piccole e frequenti accelerazioni. Ha un consumo di calorie importante il padel, perché se considerate che a livello amatoriale un giocatore, non dico alle prime armi, ma quasi, in un'ora e mezza riesce a consumare più di 1000 calorie. Vi lascio solo immaginare quanta fatica e quanta energia consumino questi ragazzi che, come vi spiegavo, hanno giocato un match stamattina, questo è il secondo, e almeno 2 di quelli che sono in campo ne avranno un altro tra poco, perché la finale è prevista per le 16. Siamo sul 5-3. Cari amici, Jedana Zorzin si sono dati da fare in questo secondo set. Con perseveranza e anche Jedana ha recuperato, perché aveva dato qualche segno di sofferenza qualche game fa, ma vedo che ha recuperato bene. Scambi intensi. È un lob tagliato. E qui vediamo cosa ci prova Volpin. Purtroppo Jedana non riesce a gestire bene la risposta ed è 15-0. Al servizio, se non sbaglio, abbiamo Matteo Zorzin. Continua ad arrivare il pubblico qui al DK Padel Center. Sono tutti in religioso silenzio. Mi fanno quasi sentire in colpa, perché sono l'unico che parla alla fine. L'errore di Volpin regala il punto del 15 pari. Zorzin al servizio. Hanno ritrovato le energie i ragazzi. E questo errore in risposta di Volpin su una battuta non particolarmente difficile regala il 30-15, gli gana Zorzin. Aggressivo nella risposta al punto da indurre in errore Volpin. 40-15. C'è un errore sulla prima di servizio da parte di Zorzin. È un
set point questo, ragazzi? Vediamo un po'. Spinge forte Riccardo Chiaradia, non perdona questo smash. Palla difficile da gestire questa. Alza il lob, finisce purtroppo a parete. Non ha misurato bene la risposta e capita alle volte di spingere quel pelo in più. Ah, la fretta, questa è fretta. Questa è la fretta di chiudere il punto. Hai un livello alto di confidenza e un po' di fretta, però spesso, anzi, come sempre, la fretta è cattiva consigliera. Il rovescio di Chiaradia non lascia spazio. Bel lungolinea di Volpin, che però si lascia fregare per un attimo, perché la risposta di Zorzin era buona e finisce a parete. La risposta di Volpin. Molto combattuto questo game. Ci vuole pazienza. Alza il lob dietro le spalle di Chiaradia. E la spara forte questa volta Zorzin, non ha avuto pietà. Era bella comoda la palla. Bel colpo di fucile. Difficilissimi, hanno gestito bene anche il cambio di campo, avete visto? Non era per niente semplice e finisce a griglia la risposta di rovescio di Chiaradia e quindi si portano a casa il game. Apparentemente il primo set sembrava non lasciare spazio, invece nel secondo si sono, lasciatemi dire, svegliati, ma nel senso buono del termine, Zorzin e Jedana. Di servizio abbiamo anche delle persone di passaggio che non si sono accorte della nostra videocamera, ma non importa, li perdoniamo perché non sanno quello che fanno fondamentalmente. Alza il lob, ma sa già che è finito a parete, lo sapeva già, appena l'ha colpita, sapeva di averla colpita male. Bella risposta di Zorzin. Peccato per la misura, non è a misura la risposta dietro la schiena di Jedana. Bel gesto tecnico comunque, i riflessi ci sono. Muy bueno, arriva lo smash, ma è ancora viva la palla. Volpin la trova, la va a recuperare con un bel grado di difficoltà. Alza il lob, Chiaradia, uscita di parete di rovescio di Zorzin, questo è un gran colpo di Jedana. Gli applausi glieli facciamo dopo, però prende gli applausi per la risposta e purtroppo spreca l'occasione a rete, ma non importa, anche questo fa parte del gioco alla fine. Provarci. Trova il vetro la risposta di Zorzin.
Servizio Iena. Non li ho ancora sentiti dire vamos. Strano, perché il giocatore spagnolo dovrebbe regalarci anche delle perle linguistiche, invece no. Probabilmente è troppo concentrato. Bel colpo di Volpin. Ho applaudito anch'io, scusate se sentite ogni tanto il live degli applausi. Stiano apprezzando lo spettacolo. Smasha forte Chiara Dia, trova il per 3, trova anche gli applausi del pubblico. Allora, non si nota dalla ripresa video, ma vi posso garantire che i ragazzi stanno sudando parecchio. Magliette e pantaloncini sono praticamente incollati alla pelle. Finisce con un 7-5, quindi si conclude anche questa seconda semifinale. 7-5, portano a casa Chiara Dia, Volpin, hanno sconfitto Zorzin Jedana. È stata una bella partita, soprattutto perché nel secondo set Zorzin Jedana hanno trovato il ritmo, hanno trovato la costanza nel fare i punti, ma non è bastato per recuperare. E adesso anche noi ci prendiamo un attimo di pausa, tra poco avremo qualche intervista e alle 16 ci sarà in diretta la finale.